50% è positivo, i dati dell'ASP di Agrigento fanno paura, ma non a tutti, continuano a registrarsi assembramenti. Entro domani nuovo DPCM, previsto coprifuoco alle 21. Dopo i fatti di Nizza il pericolo dell'infiltrazione di terroristi cresce, l'intolleranza diminuisce, lo spirito di accoglienza, mentre il 70 sbarcano a Porto Empedocle. Oggi tradizione vuole che sia la festa dei defunti, ci si reca al cimitero a rendere omaggio, restrizioni Covid permettendo ai morti. 2 giovanissimi fidanzati perdono la vita in un incidente, la procura di Agrigento ribatte sulla chiusura della discarica di Siculiana, trovato il responsabile dello sfregio a Punta Bianca. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. I numeri cominciano a far tremare. I tamponi effettuati dall'ASP di Agrigento mostrano come i positivi siano arrivati al 45,6%. La metà di chi ha fatto il test è contagiato, ma continuano a registrarsi assembramenti. Il servizio d'apertura è di Eugenio Cairone. Mantenere la distanza, indossare la mascherina e soprattutto evitare gli assembramenti. Si stanno rivelando inutili le raccomandazioni per frenare il virus, con la curva che sale grazie proprio ai tanti incoscienti nei confronti dei quali servirebbe davvero il pugno duro, visto che la minaccia di semplici sanzioni non serve. Insomma, se ci troviamo a fare i conti con una emergenza sempre più grave, le parole non servono più. Avevano raccomandato di fare i bravi nel weekend, ma è stato un consiglio inascoltato. Troppa gente, infatti, per le strade, ad Agrigento come a Napoli e Treviso. Un segno di totale irresponsabilità che coinvolge tutti, soprattutto i giovani che, come se nulla fosse ancora una volta, hanno affollato il lido agrigentino di San Leone, dove fin dal mattino di ieri si sono viste file di auto lungo il viale delle Dune. Una vera e propria sfida che ha portato le forze dell'ordine a disperdere al piazzale Giglia coloro che proprio non hanno capito nulla e magari saranno i primi a protestare contro le eventuali nuove norme. Di fronte al rilassamento generale, l'auspicio era quello di vedere dei controlli rigorosi, ad esempio nei pressi degli esercizi commerciali dove non vengono rispettate le regole, a partire dall'accesso dei clienti con facili assembramenti alle casse. In queste condizioni il rischio di un nuovo lockdown sembra inevitabile e purtroppo a pagare non sarebbero soltanto gli idioti. Ed è ricominciato il vertice per mettere a punto le nuove misure contenute nel decreto che dovrebbe essere firmato da Conte domani. Accordo di maggioranza sul coprifuoco nazionale alle 21. Lello Cassese. Coprifuoco in tutta Italia dalle 21. È una delle ipotesi più convincenti che circola da questa notte nei palazzi romani, dove si deciderà entro poche ore il nuovo DPCM targato Giuseppe Conte, pronto per la firma tra questa sera e domani martedì. Ed è proprio questo il tema sul quale c'è un acceso dibattito tra i governatori di regioni dove altissimo è il contagio, i ministri del governo e le altre regioni dove il contagio è ancora sotto controllo e naturalmente i membri del Comitato Tecnico Scientifico. Entro oggi troveranno un accordo di massima per affrontare le questioni più spinose e fronteggiare il dramma della pandemia, adottando un altro interminabile DPCM. Una chiusura nazionale alle 18 che si scontra con la volontà di altre regioni di chiudere alle 21. Chiuderanno adesso i musei dopo i cinema ed i teatri. Nelle aree a maggior rischio si pensa a bar e ristoranti chiusi anche a pranzo. DAD anche in seconda media, obbligo di mascherina per le lezioni in presenza di elementari e prima media. Si pensa ad una diversificazione tra le regioni, ma sono in molti a ritenere che è giusto dare un rilievo nazionale unitario, incluso il presidente Musumeci che ha partecipato all'incontro con il governo. 2
le priorità per il governatore siciliano, che ha chiesto la riduzione della mobilità e l'adozione di piani terapeutici farmacologici per l'assistenza al domicilio, limitando così la pressione sugli ospedali. Vedo un crescente allarme sociale e di questo dobbiamo essere tutti consapevoli. Scelte forti ma non chiare diventano per i cittadini difficili da accettare. Non ci possiamo permettere errori, ha concluso Nello Musumeci. Da questa mattina, dalle 9, il confronto tra governo, regioni, comuni e province sulle misure del prossimo DPCM anti-Covid continua. Le regioni in particolare avrebbero chiesto misure uniformi per tutta Italia. In queste 48 ore avrebbe detto durante la prima riunione il ministro Speranza: costruiamo insieme il DPCM su 2 orizzonti, misure nazionali e misure territoriali. Sul primo punto è vigente l'ultimo decreto firmato Conte. Possiamo anche alzare l'asticella nazionale su alcuni punti condivisi e su alcuni territori alziamo i livelli di intervento. La curva epidemiologica è ancora molto alta, abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore, evidenza Speranza, secondo il quale c'è ancora troppa gente in giro. Il ministro poi rassicura sulla tenuta delle terapie intensive e sulla scuola, spiega che va difesa il più possibile, ma in un contesto di epidemia non è intangibile, ha concluso ancora una volta Roberto Speranza. Da nord a sud non si fermano le polemiche sull'ultimo DPCM che ha disseminato malcontento soprattutto tra i commercianti. Montano le proteste sulla chiusura anticipata di bar, ristoranti, pizzerie e quella totale delle palestre, sale gioco e bingo. Oggi manifestazione ad Agrigento. Vediamo. Salve a tutti, sono un ristoratore, ho 2 ristoranti e volevo manifestare il mio dissenso su quello che sta succedendo da un bel po' di tempo ormai. Abbiamo osservato il lockdown, abbiamo fatto tutto quello che ci hanno chiesto di fare in maniera molto pacifica e anche ora qui in provincia di Agrigento ci stiamo riunendo, stasera ci sarà una manifestazione nella quale esprimeremo in maniera pacifica il nostro dissenso, perché non riesco a capire e a percepire come si possa affrontare un problema così a carattere mondiale in questo modo, perché noi non riusciamo a sopravvivere e noi vogliamo lavorare, lavoriamo dalle 18 alle 20 ore al giorno e facciamo dei sacrifici immensi per cercare di sopravvivere e si lotta continuamente per questo. Per non di meno, ripeto, non riesco a capire in quale modo si voglia affrontare questa situazione che è alquanto grave. Capisco che l'unico problema dello Stato, anche giustamente, sembra quello di risolvere il problema sanitario. Capiamo che la sanità versa in difficoltà non indifferenti, che non riesce a sopportare quelle che sono le richieste per quanto riguarda i respiratori e quant'altro, perché la preoccupazione è tanta e questo lo capisco benissimo. Non riesco a capire però perché sia l'unico problema, perché in realtà di problemi ce ne sono tanti. Se facciamo un'analitica dello stato attuale, la situazione è semplicissima tra le gravità che ci sono. In realtà andiamo a vedere che comunque i malati più gravi e quelli che purtroppo ahimè ci lasciano e muoiono per via del Covid, per non parlare delle tante malattie quali cancro, tumori, ictus o infarto, sono dei numeri consistenti, comunque preoccupanti ugualmente, in egual modo. Non riesco a capire perché la mortalità dai 70, vorrei essere anche benevolo nel dire che da 70 ai 85-90 anni, e quindi è un problema che purtroppo è concentrato su quella fascia di età. Quindi perché non ne preoccuparsi di risolvere quel tipo di problema per quella fascia di età? Perché noi rischiamo comunque di morire comunque, perché non riusciamo a sopravvivere e a sfamare la propria famiglia. Già qui da noi comunque è una lotta alla sopravvivenza da sempre, perché siamo un pochino abbandonati a noi stessi. Le tasse sono quelle che sono, riusciamo a stento a sopravvivere, rischiando di finire il mese e non riuscire a pagare neanche le cose essenziali.
quindi è già una lotta. Riuscire a sopravvivere dopo un lockdown di 2 mesi e continuare, perdonatemi l'incapacità di reagire in modo analitico, perché non riesco a capire, la tematica è mondiale, però non si riesce a fermare il problema analiticamente. Ci sono dei soggetti che sono a rischio, 80, 70, 90 anni, blocchiamo questa situazione a monte. Vero è che si è in un momento dove tutto è difficile, però con un po' di attenzione, un po' di sacrificio, ne abbiamo fatti tanti, ne abbiamo fatti tutti i sacrifici. Non riesco a capire per quale motivo non si può arginare il problema a quelli che sono i soggetti che sono a rischio, quelli con patologie, io per 60 e quant'altro. I trasporti pubblici, bisogna risolvere il problema a monte, dove praticamente il problema stesso ci dà la difficoltà, parlo come se fossi lo Stato, a risolvere il problema sanità. In questo modo si potrebbe arginare il tutto e dare la possibilità a noi, che comunque in via del tutto eccezionale, tra virgolette, riusciamo a sopravvivere al Covid, perché ce lo dicono i dati, i morti per la fascia di età che va dal neonato al cinquantenne, mi voglio mantenere basso, sono irrisori. Quindi se ci consentite di lavorare sarebbe l'ideale, perché chiaramente io me la sento di rischiare la mia vita in cambio di una percentuale così bassa, e comunque evito di morire di fame. Oggi all'emergenza sanitaria legata al Covid-19 si aggiunge l'emergenza immigrazione, che adesso si lega sempre più all'allarme terrorismo dopo la strage di Nizza per mano di un extracomunitario sbarcato a Lampedusa. In questo contesto poco gradito a Porto Empedocle sbarcano 70 migranti che si trovano a bordo della nave Quarantena Allegra in rada da ieri. Il nostro direttore Arturo Cantella. Una manifestazione, quella di oggi, che cade in un momento in cui di nuovo l'impennata Covid, insomma questo mi preoccupa, si attendono le nuove disposizioni ministeriali e la grande preoccupazione che lei ha manifestato in questi giorni. Arrivano un centinaio di migranti a Porto Empedocle. Certo, noi abbiamo più preoccupazioni per quel che riguarda il fronte Covid. Intanto questo Paese ha un notevole numero di casi legati ad originari focolai delle scuole, sostanzialmente la scuola media, poi un nutrito numero di casi di ragazzi che frequentavano il liceo Politi, quindi questo ha determinato un incremento, perché poi chiaramente hanno esteso, il virus si è diffuso nelle famiglie, però sempre la situazione abbastanza contenuta. A ciò si aggiunge il problema dei migranti, che è sempre stato oggetto della nostra attenzione e preoccupazione, ancor più perché oggi oltre a un problema di virus ci potrebbe essere anche una dinamica di ordine pubblico e di sicurezza pubblica per quel che riguarda, abbiamo visto, gli attentati terroristici a Nizza, quindi davvero è un problema che va attenzionato e va risolto, perché è inconcepibile che ci sia una tensostruttura a pochi metri da una scuola media o da una scuola elementare con un afflusso così grande di immigrati. È come se il problema si fosse voluto ghettizzare a Porto Empedocle, concentrando su di noi tutto il carico di quello che è il fenomeno migratorio. Oggi scendono circa 70 immigrati dalla nave Allegra, che hanno scontato chiaramente la quarantena, però c'è tutta una serie di altre evenienze e il problema va affrontato alla radice per evitare che la prossima estate o la prossima primavera ci troviamo punto a capo. Vero è che con queste giornate già ieri sono sbarcate 400 persone a Lampedusa e io mi chiedo in che modo saranno poi trasportate, allocate, distribuite, e chiaramente noi viviamo un peso maggiore rispetto a tutti gli altri comuni d'Italia. Quindi Sindaco, dov'è che vanno questi? Questi sono 79, stanno scendendo e andranno direttamente in altre zone, quantomeno non a Porto Empedocle, non so, forse in altre province. Mi dicevano che questa sera ne arriveranno altri però 29
minori non accompagnati col traghetto, e quindi c'è questa situazione che naturalmente desta sempre preoccupazione, e per l'emergenza Covid e anche per il resto di cui abbiamo visto questi giorni. Quindi io riterrei che sia necessario prima possibile spostare la tensostruttura da un luogo vicino al centro abitato ad una situazione di maggior lontananza dalle abitazioni della gente. Ecco. E le emergenze sembrano far passare in secondo piano il fatto che oggi sia 2 novembre, la festa dei morti. Tradizione vuole che ci si rechi al cimitero ad omaggiare i cari defunti, ma non tutti i cimiteri sono aperti ai cittadini. Arturo Cantella. Ecco, Sindaco, oggi una deposizione di fiori in onore ai morti, ai nostri caduti. Ecco, Porto Empedocle ha voluto che il cimitero fosse fruibile ai propri cittadini, come mai? Sì, noi abbiamo pensato che per come era dislocato il nostro cimitero, organizzando bene le cose, all'entrata c'è chi registra la temperatura, si indica la disponibilità di rimanere una mezz'ora, di non dover privare gli empedoclini di questa che è una tradizione, ma è anche un atto dovuto e voluto per amore che si ha nei confronti dei nostri cari defunti, che noi riteniamo facciano sempre parte della comunità, da un altro lato in un'altra dimensione, ma per noi sono sempre vivi, e quindi abbiamo voluto consentire a tutti di fare una carezza per chi volesse. C'è stato un segno di grande maturità della popolazione empedoclina, perché non c'è affollamento, i viali del cimitero sono sgombri, la gente viene, lascia un fiore, fa una preghiera e va via in silenzio, e forse per come dovrebbe essere in questa particolare giornata. Voglio fare anzi in questa occasione un ricordo a Gigi Proietti, il grande mattatore italiano scomparso oggi con un grande colpo di teatro, perché lui era nato il 2 novembre, nel giorno dei defunti, anche morto, e penso che nell'aldilà si stia aprendo un palcoscenico per lui, per riallietare in questa giornata i nostri cari defunti, magari con un sorriso ironico. Sindaco, un messaggio da lanciare alla città in un momento sicuramente in cui il cimitero è chiuso per i motivi del Covid, deve evitare assembramenti. Insomma, oggi insieme al Vescovo di Agrigento, il Neovescovo, avete dovuto lo stesso onorare i defunti. Sì, mi dispiace per i miei concittadini per la chiusura dei cimiteri, ma era un atto dovuto visto l'aumento dei casi di positività per quanto riguarda il Covid-19. Stiamo rappresentando noi, istituzioni, anche il clero, anche Sua Eminenza il Vescovo di Agrigento, abbiamo rappresentato tutti i cittadini di Agrigento, una preghiera in comune, è come se tutti fossero presenti. Mi scuso comunque sempre per la mia città, ma l'emergenza igienico-sanitaria purtroppo me lo ha imposto. Stiamo attraversando tempi difficili e dobbiamo esserne consapevoli. La scelta di mantenere chiusi i cimiteri ritengo sia stata una scelta utile e prudenziale, direi soprattutto per noi, per il nostro stile, dove è difficile non assembrarsi, ci viene spontaneo l'abbraccio, il saluto, e ancora di più in queste occasioni in cui si visitano i cimiteri, il luogo di riposo, ma soprattutto il luogo di memorie di affetti, di sentimenti. Allora è facile poter ricorrere a quel gesto importante, profondo, silenzioso che è l'abbraccio. Ecco, non ci possiamo abbracciare, ma possiamo vivere un abbraccio ancora più profondo, che è quello della comunione fraterna e di quella comunione sigillata dalla speranza cristiana della risurrezione. Che significato assume ancora oggi questa festa? Ma è il significato di sempre, ritornare, ripeto, con la memoria ai nostri defunti, a quei nostri congiunti, amici che hanno varcato la soglia della morte, ma che sono entrati nella vita, però questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Al pomeriggio alle 18 ci sarà anche una celebrazione presso la cattedrale.
Ci sarà la celebrazione eucaristica in cattedrale con le norme ovviamente per il contenimento del contagio e lì mi piace pensare, come qui stamattina, idealmente sarà presente tutta la comunità credente che è in Agrigento, ma non solo nella città, in tutto il territorio. Assessore Vaccaro, lei ha la delega per i servizi cimiteriali e quei luoghi cimiteri, qual è la situazione attualmente dei cimiteri di Agrigento e se ha avuto modo in un certo senso di farsi un'idea di quali sono le carenze che i cimiteri attraversano, cosa c'è bisogno per cercare anche un adeguamento alle nuove norme, ai servizi, insomma alle infrastrutture cimiteriali? Ma le carenze sono parecchie, aspetto il resoconto dei dirigenti in settimana, stiamo valutando anche col sindaco la situazione di Pianogatta che è ferma credo da quasi 2 anni per capire se riusciamo a ottenere nuovi loculi lì. E oggi purtroppo paradossalmente è un giorno doppiamente triste perché nessuno mai avrebbe pensato di ritrovarsi qui e non poter pregare per i cari proprio per l'emergenza Covid, però abbiamo voluto essere presenti col sindaco e con il vescovo proprio perché, come ha detto il vescovo nella sua breve omelia, vi è la distanza fisica ma non vi è la distanza dell'anima, quindi noi siamo vicini con il cuore a tutti i nostri cari e nel frattempo combattiamo questa emergenza proprio per cercare appunto di porre rimedio anche, ahimè, nella sepoltura dei pazienti che purtroppo muoiono per il Covid. È finita l'emergenza a Pianogatta? No, l'emergenza a Pianogatta speriamo che sia finita, dobbiamo fare un sopralluogo e valutare e cercare proprio di utilizzare anche Pianogatta. Oggi una commemorazione dei defunti anomala a causa dell'emergenza Covid. Margherita Trupiano e Toto Curabba raccontano le antiche tradizioni del Giorno dei Morti in Sicilia. Vediamo. I morti e la loro festa. Andrea Camilleri parla di un filo che lega la nostra storia personale a quella di chi non c'è più. Un concetto breve e chiaro che racchiude l'essenza della commemorazione dei defunti, che in Sicilia diventa appunto la festa dei morti, un'occasione per dispensare doni, giocattoli e dolci ai piccini. E così, da mesta commemorazione a festa, il passaggio che sembra difficile e lungo diventa brevissimo. Tutto si svolge in una sera di attesa, una notte e un giorno, giusto il tempo di scoprire dove sono stati ben nascosti i regali, stupirsi e gioire, e poi correre al cimitero e ricordare, commuoversi e ringraziare quei cari defunti per i dolcetti, per i giochi, per quel ben di Dio riservato ai bambini siciliani. Una tradizione che in Sicilia suole imprimere ai più piccoli l'insegnamento di rievocare, continuare ad amare, essere grati a quegli affetti scomparsi da questa vita che spesso non hanno neanche conosciuto, ma che anno dopo anno continuano nella notte tra l'1 e il 2 novembre ad aleggiare in quell'immaginario collettivo e tenerissimo tra le pareti delle case, recando doni. Una festa che è simbolo di felicità e gioco per i più piccoli, emozionati in quella ricerca di oggetti ludici desiderati e di leccornie. Sono loro che di buon mattino frugano negli anfratti più nascosti delle abitazioni, dove frutta di martorana e coloratissimi pupi di zucchero, biscotti, rametti di miele, taralli e tetù profumano di mandorle, cioccolato e vaniglia, geste e panieri. È il segno di una ennesima manifestazione d'affetto di chi non c'è più, di vicinanza ai cari, di presenza verso quella famiglia siciliana nella quale pulsano ancora i valori di amore e rispetto, pulsano a dispetto di un'epoca che la rende sempre più eterea, sfuggente, disgregata e liquida. Quella festa è un tripudio di gioia per i piccoli e alleggerisce l'angoscia della morte, lancia un messaggio: si va via verso una dimensione diversa, si vive ma in altra forma, che consente ancora di esserci, di portare doni, di esistere.
E tra rituali religiosi e paganesimo, e al di là delle convinzioni personali, fare in modo che la tradizione possa perdurare ci stimola a credere che sia così e chissà anche a sognare per una notte di poter sorprendere alle spalle e riabbracciare i nostri amati morti. Fino al 1943, nella nottata che passava tra il 1° e il 2 di novembre, ogni casa siciliana dove c'era un piccilindro si popolava di morti a lui familiari. Non fantasmi con l'insolo bianco e con lo scruscio di catene, si badi bene, non quelli che fanno spavento, ma tali e quali si vedevano nelle fotografie esposte in salotto, consunti, il mezzo sorriso d'occasione stampato sulla faccia, il vestito buono stirato a regola d'arte, non facevano nessuna differenza coi vivi. Noi nicareggi, prima di andarci a coricare, mettevamo sotto il letto un cesto di vimini che nottetempo i cari morti avrebbero riempito di dolci e di regali che avremmo trovato il 2 mattina al risveglio. Eccitati, sudatizi, faticavamo a pigliare sonno. Volevamo vederli i nostri morti, mentre con passo leggero venivano a letto, ci facevano una carezza. Poiché i morti avevano voglia di giocare con noi, di darci spasso, il cesto non lo rimettevano dove l'avevano trovato, ma andavano a nasconderlo accuratamente. Bisognava cercarlo casa a casa. Mai più riproverò il batticuore della trovatura quando sopra un armadio, da una porta, scoprivo il cesto stracolmo. I giocattoli erano trenini di latta, automobiline di legno, bambole di pezza, cubi di legno che formavano paesaggi. Avevo 8 anni quando nonno Giuseppe, lungamente supplicato nelle mie preghiere, mi portò dall'aldilà il mitico Meccano e per la felicità mi scoppiò qualche linea di febbre. I dolci erano quelli rituali, detti dai morti, marzapane modellato e dipinto da sembrare frutta, rami di meli fatti di farina e miele, mustazzola di vino cotto e altre delizie come biscotti regina, tetù, carcagnette. Non mancava mai il pupo di zucchero, che in genere raffigurava un bersagliere con la tromba in bocca o una coloratissima ballerina in un passo di danza. Ad un certo momento della mattinata, pettinate e col vestito in ordine, andavamo con la famiglia a Camposanto a salutare e a ringraziare i morti. Per noi picciligi era una festa, sciamavamo lungo i viottoli per incontrarci con gli amici, i compagni di scuola. Che ti portarono quest'anno i morti? Domanda che non facemmo a Tatuzzo Prestia, che aveva la nostra età precisa quel 2 novembre, quando lo vedemmo ritto e composto davanti alla tomba di suo padre, scomparso l'anno prima mentre reggeva il manubrio di uno sparluccicante triciclo. Insomma, il 2 di novembre ricambiavamo la visita che i morti ci avevano fatto il giorno avanti. Non era un rito, ma un'affettuosa consuetudine. Poi, nel 1943, con i soldati americani arrivò magari l'albero di Natale e lentamente, anno appresso anno, i morti persero la strada che li portava nelle case dove li aspettavano, felici e svegli fino allo spasimo, i figli o i figli dei figli. Peccato. Avevamo perduto la possibilità di toccare con mano materialmente quel filo che lega la nostra storia personale a quella di chi ci aveva preceduto e stampato, come in questi ultimi anni ci hanno spiegato gli scienziati, mentre oggi quel filo lo si può indovinare solo attraverso un microscopio fantascientifico. E così diventiamo più poveri. Montaigne ha scritto che la meditazione sulla morte è meditazione sulla libertà, perché chi ha appreso a morire ha disimparato a servire. La festa dei morti affonda le radici in tempi lontani. È una festa che ha origini molto antiche e in particolare in alcuni antichi riti pagani.
La festa nasce unendo tante tradizioni del passato e il culto della Chiesa Cattolica. Nella tradizione celtica, il 31 ottobre è l'ultimo giorno dell'anno, cioè il Capodanno celtico, noto come Samen, tutte le anime. Papa Gregorio, nell'835 d.C., spostò la ricorrenza di tutti i santi dal 13 maggio al 1 novembre, anche per allontanare la memoria dei riti pagani. Verso la fine del X secolo venne invece introdotta la commemorazione dei defunti nella giornata del 2 novembre. In questa giornata e per ogni santi, nella tradizione dell'isola, si preparano e regalano tanti dolci particolari. In Sicilia, per il 2 novembre, la festa dei morti, si preparano dei particolari dolcetti chiamati ossa di morto per la forma somigliante alle ossa. Un aspetto singolare e una consistenza molto croccante caratterizza questi biscotti, chiamati anche moscardini, che contano pochissimi ingredienti: farina, acqua e zucchero, il tutto aromatizzato con cannella e chiodi di garofano. Le ossa di morto hanno una parte scura e molto croccante e un guscio bianchissimo e più friabile. Non mancano mai nel cosiddetto cannisciu, il cesto dei dolci che i bambini trovano sotto il letto la mattina del 2 come dono dei cari che non ci sono più. Ma sono tanti altri i dolci della tradizione siciliana per la commemorazione dei defunti. Ad esempio i tetù, biscotti morbidi e porosi, dalla superficie glassata al gusto di cacao, limone o altro. Le pasticcerie oggi preparano i tetù utilizzando impasti diversi a seconda della provincia e glassature colorate che sempre più conquistano lo sguardo dei più piccoli. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Il consigliere comunale Giuseppe Todaro lancia un appello per gli ex lavoratori dell'Italcementi di Porto Empedocle, al microfono del nostro direttore Arturo Cantella. Giuseppe Todaro, consigliere comunale a Porto Empedocle, vuole intervenire sull'Italcementi. Sì, una situazione questa delle Italcementi che ci vede ahimè protagonista la città di Porto Empedocle per la chiusura dello stabilimento. Innanzitutto vorrei esprimere la piena solidarietà alle famiglie di questi lavoratori che oggi perderanno il lavoro da qui a qualche mese. Sicuramente l'avvisaglia di qualche anno fa, quando sono stati licenziati diversi lavoratori, era forse il preludio a una chiusura, che forse non si aspettava in tempi così rapidi e in tempi così celeri. Quello che duole a me è soprattutto il silenzio che in questo momento c'è sulla chiusura di uno stabilimento che ha dato tanto lavoro agli empedoclini, anche a molti cittadini della provincia di Agrigento. Certo, sicuramente Porto Empedocle ha pagato un prezzo alto a livello di salute e ambiente per quanto riguarda la salute, diciamo, di molti concittadini che sono morti per varie vicissitudini, magari anche dovuto ai Italcementi. E quindi quello che adesso bisogna chiedere con forza alla politica locale, alla politica nazionale, alla politica regionale, deve chiedere con forza è la bonifica dell'area da parte dell'azienda, che non può lasciare un'area così grande e così vasta con un terreno, diciamo così, con i ruderi pronti molto fatiscenti. Sicuramente lo deve lasciare in condizioni buone per un eventuale insediamento industriale in futuro. Si era parlato di un possibile recupero di questi lavoratori attraverso un'offerta che era arrivata da un'azienda agrigentina relativamente a un probabile serbatoio per eventuali rifiuti che si potevano utilizzare. Sì, c'è un progetto da parte di un'azienda del luogo che prevede praticamente il riempimento di una cava che è al confine tra il territorio di Agrigento e Porto Empedocle, e ad oggi diciamo, questo progetto è fermo negli iter burocratici del comune.
non sembra di facile attuazione per alcuni cavilli che ci sono, però potrebbe garantire alcuni posti di lavoro. Si parla dai 4 ai 6 posti di lavoro in partenza, per poi eventualmente essere ancora di più, però dico, sono tutte delle situazioni che bisogna prima vagliarle e poi naturalmente devono avere tutti i crismi di legge, la natura ambientale e rispettare tutte le sicurezze. Incidente mortale la scorsa notte alle porte di Bronte nel Catanese, vittime 2 giovanissimi fidanzati, Matteo Pappalardo e Fabiana Basile, 20 anni, mentre un altro giovane è rimasto ferito. È accaduto sulla statale tra Bronte e Randazzo. Secondo una prima ricostruzione, un 24enne alla guida di una Lancia Delta ha investito una mucca che si trovava lungo la carreggiata. Trasportato all'ospedale di Bronte, è stato medicato per ferite leggere. Durante le operazioni di recupero della vettura, una Opel Corsa che viaggiava ad alta velocità ha investito l'animale ancora sul ciglio della strada, finendo contro il carro attrezzi che in quel momento era impiegato nel recupero della Lancia Delta. Nell'impatto violentissimo hanno perso la vita il conducente e la fidanzata, sbalzati fuori dall'abitacolo. La Procura della Repubblica di Agrigento ha proposto in data odierna ricorso per Cassazione attraverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame, con la quale è stato annullato il decreto di sequestro del GIP di Agrigento che aveva disposto il sequestro della discarica di Contrada Matarano di Siculiana del gruppo Catanzaro SRL. L'annullamento del sequestro della discarica era stato ordinato dal Tribunale del Riesame di Agrigento per presunti vizi di forma ritenuti non essenziali dalla Procura, che per tali motivi ha proposto ricorso per Cassazione. Secondo la ricorrente procura, la discarica di Contrada Matarano presenta profili di irregolarità amministrativi nelle autorizzazioni e concessioni e avrebbe prodotto fenomeni di contaminazione delle acque ed emissioni di biogas inquinanti. I carabinieri della stazione di Villaggio Mosè, dopo oltre un mese di accurate indagini, sono riusciti ad identificare e denunciare il responsabile che nel settembre scorso sfregiò con una bomboletta spray la meravigliosa Marna Bianca di Punta Bianca d'Agrigento. Si tratta di DQ, queste le iniziali, 44 anni, di Favara, adesso indagato per deturpamento di bellezze naturali. A metà dello scorso mese i carabinieri sono intervenuti nei pressi dell'ex caserma della Guardia di Finanza, dove sulla Marna di Punta Bianca erano stati scoperti e segnalati scritte e disegni che di fatto sfregiavano una delle località turistiche più visitate della provincia agrigentina. L'area non è considerata riserva, ma è sottoposta con decreto regionale del 2001 a vincoli di immodificabilità. Dopo lo scempio, l'attività investigativa è stata subito avviata. Sono stati acquisiti dei dettagli fra quelle scritte e quei disegni che hanno permesso, attraverso un'indagine tecnica, di arrivare all'individuazione dell'autore dello sfregio. La Marna di Punta Bianca, consorella della vicina Scala dei Turchi, è stata nelle settimane successive al danneggiamento ripulita grazie all'opera dei volontari dell'associazione ambientalista Mare Amico, che ne aveva denunciato lo sfregio. 32 alberi sono stati tagliati da ignoti in un terreno in Contrada Volpara, Lucca Sicula. Ingenti danni. Il fondo è di proprietà di un imprenditore agricolo di 58 anni, originario di Ribera ma residente a Lucca. A fare la scoperta è stato proprio quest'ultimo, che ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Al via le indagini con un fascicolo d'inchiesta che è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Sciacca per ipotesi di reato di danneggiamento, al momento contro ignoti. La Fortitudo Agrigento ha trovato un nuovo mattatore, ovvero Alessandro Grande. Il playmaker dei biancazzurri, in un Pala Moncada deserto e silenzioso, ha realizzato 36 punti, una cifra quasi inusuale per un play. È andato in scena allo spareggio per accedere alla finale di Supercoppa. Agrigento ha battuto Matera 108-98. La SEAP Dallì Cardillo Aragona vince 3-1 l'allenamento congiunto con il Comiso, formazione che milita nel campionato di Serie B2. Il test amichevole è servito ad entrambe le squadre per migliorare la condizione fisica delle atlete, amalgamare sempre di più i sestetti e provare le soluzioni tattiche in vista dell'inizio dei rispettivi campionati in programma il prossimo 21 novembre. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.